Guardi. Parlavo proprio stamattina di questo chef argentino, mezzo italiano, perché il nome e cognome già di latino a poco, latino nel senso di italiano. Esatto. Guardianelli, Mariano Guardianelli, che cosa ci presenta? Oggi facciamo una pancia di maiale Oggi bollita. sabato 26 Di settembre. piuttosto che giugno. Ecco, 12:44. Bella sede, devo dire, anche più bellissimo. vicini ad Abboccaro. Una grandissima organizzazione. Molto bella. Quindi complimenti non dico per il coronavirus, che No, sarebbe il vero Qua non c'è uva, per appuntamento favore. al sindaco, Però alla sono questura. venuti delle cose molto belle. Bene, ora il piatto. Che non è questa, eh? No, questo cos'è che non ho Questo è capito? tacca. Non ho capito. Adesso te lo È un dice piatto lui. con della carne, è un piatto che c'è È carne, suo, c'è ma carne, non lo posso sempre, presentare io. c'è carne. Spalla cotta, sì. Spalla cotta, allora io mangio il tuo sempre di carne. Maiale seppia, una salsa tartara di seppia all'aglio nero. Mare Monti. Sì, cipolla rossa, basta mangiare con le mani, è molto sfizioso, divertente. Bene, a Bocar tutto bene, primo anno Due, secondo già, ecco, sì. due stella Michelin per forse l'unico ristorante argentino con la stella Michelin, sempre che non ci sia In Italia sì. quello là. No, in Italia, nel mondo anche. Rimini è comunque una città famosa nel mondo, penso che si possa vantare il fatto di avere un ristorante con la stella Michelin e uno comunque di sistema argentina che forse a Londra, Sì. potrebbe essere anche uno stellato. Sì. Qualcosa. Sì. Allora, purtroppo nel tuo paese non ci sono le stelle Michelin. No, non sono Argentina riuscita no. alla guida, però chissà. Solo Brasile. Ecco, Brasile, esatto, Solo Brasile. quindi l'America, chiaramente tutta l'America, Sì. quindi aspettiamo L'America ovviamente di ancora avere poco. notizie certe anche di 1, 2, 3 stelle, come è successo recentemente in Slovenia, Esatto. che tra l'altro come l'Italia è un paese zona verde. Ebbene, quindi come è andata Molto bene, molto quest'ultimo anno, ma anche il contenti. primo con la stella? Molto contenti. È stato un bel flusso in tutta la riviera, è stato un bel flusso di gente, perciò abbiamo fatto una bella estate. Siete contenti? Molto. Si dice guarda noi romani, siamo Molto contenti, contenti. felici. Sì. E tra l'altro il locale io l'ho visto proprio nelle ultime battute, è stato rinnovato, proprio Sì. arrivata la stella ed era già in programma. Quindi Sì, assolutamente. quindi, Pian pianino abbiamo iniziato a cambiare tutto. prezzi, Sempre uguale. ecco, menù, Giusto. abbiamo. Dai 50. Sono menù, no? Sì, Adesso- solo menù. Adesso, anzi, l'ultima novità è il fuori menù. Sì. Cioè quello che si mangia prendendo il gastronomico lungo, non so se lo fai anche tu. Sì, Magari quello corto, praticamente un po' allora, a mano allora a me libera. mi dà solo gli antipasti. Ecco. È successo per caso da Perbellini, però vedo che il fuori menù, no? È il fuori menù, no? È quello che non è scritto, che però lo chef improvvisa. E quindi vero. qui poi più fuori di menù di così con Almeni. Ecco qua, grazie Mariano Guardianelli. Guardianelli. Ciao. Saluta anche la signora.